Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori. Prego. Signor Presidente, abbiamo appreso da fonti di stampa, e ci sono state recapitate dai giornali, le slide del piano Colao, il prodotto di questa task force che sapevamo esisteva e che sapevamo che stesse lavorando. A una prima superficiale analisi dei contenuti di quel documento, con una certa indignazione che vorrei sottoporre a lei ed all'Aula e che ritengo sia motivata, ma questo emergerà anche dal dibattito, abbiamo constatato così: le prime 4 cose su cui è caduto il mio occhio erano 4 emendamenti di centrodestra presentati al Cura Italia. Allora questo, pone un problema, perché oltre al problema già esistente della legittimazione di un organo tecnico che, nell'abituale spregio della Costituzione perpetrato dal Governo, che ha un Premier con competenze giuridiche, ma si dimentica per esempio l'esistenza di un articolo 99 della Costituzione, quello che istituisce come organo consultivo di rango costituzionale in materia economica, organo consultivo del Governo e del Parlamento, il CNEL, che può piacere o non piacere, ma è lì. E quindi perché dopo aver vilipeso il Parlamento si procede a vilipendere un altro organo di rango costituzionale tenendolo escluso dal circuito decisionale? Al di là di queste questioni, che mi rendo conto che anche grazie a chi ha seminato il degrado dell'antipolitica nel dibattito italiano possono sembrare considerazioni bagatellari, generiche, non di sostanza, perché non si vuole capire che la forma è sostanza, ma qui c'è un tema fondamentale. Noi abbiamo delle slide in aziendalese in cui vengono esposti come punti degli argomenti che erano emendamenti già lavorati, già approvabili 3 mesi fa, e quindi qui c'è un Governo che innanzitutto dovrebbe venirci a spiegare perché sono stati persi 3 mesi, nel senso che qui adesso i percorsi sono 2: o il Governo riboccia le stesse proposte nonostante gliele presenti il suo Colao, oppure il Governo le approva e allora deve chiarire alle imprese, alle famiglie, perché quello che noi proponevamo, l'anno bianco fiscale, tutta una serie di provvedimenti a favore della liquidità delle imprese, la sospensione del codice degli appalti, adesso diventano un diamante e 3 mesi fa erano considerati letame, e nel frattempo il tessuto delle imprese di questo Paese si smaglia, con gravi conseguenze anche per la tenuta dell'ordine sociale. Pertanto io, a nome del mio gruppo, chiedo che il Premier venga urgentemente a riferire sul significato di questa operazione, perché un Governo che si presenta in questo modo delegittima se stesso. Peraltro voglio ricordare che non è un'operazione molto elegante da parte di un Governo sostenuto da 4 partiti, di cui 3 hanno perso le elezioni precedenti, in realtà 2, ma poi uno si è sfasciato in 2 pezzetti, e uno aveva dichiarato di non volersi mai alleare con gli altri, no? Non è una grande operazione elegante che questo Governo si proponga lui di tracciare la strada dell'Italia, fra l'altro trascurando alcuni nodi fondamentali, perché se proprio di riforme si vuole parlare, il grande assente del piano Colao è una riforma della giustizia. Guardi, a me fra l'altro c'è anche un altro tema: la convocazione degli Stati Generali a che cosa serve se tutto è già stato scritto nel piano Colao? Quindi sinceramente siamo alla passerella. L'unica cosa positiva degli Stati Generali è che, come si sa, gli ultimi convocati nel 1789 non portarono molto bene la monarchia, e quindi ci aspettiamo che anche Re Giuseppi, in modo meno cruento, veda la fine della sua esperienza grazie a questa geniale idea. Grazie. Ma ringrazio, decisamente meno cruento.